Appassionati di calcio a 5 femminile, buon pomeriggio da parte di Riccardo Morelli, benvenuti al centro sportivo Enrico Mattei di San Donato. Questa è la settima giornata di Serie A femminile, in campo kick-off e Audace Verona. Riparte sulla sinistra Barban, palla centrale per la 77 Tosetto, gran parata, gran risposta da parte di Pepe che mette in fallo laterale. Riparte Audace Verona sulla destra, tiro in diagonale da parte di Santi, non c'è deviazione, è messo dal fondo ancora Coppari, l'1-2, andare al tiro, gioco allargato sulla sinistra, Borges per la conclusione di Manieri, l'azione non è finita, De Sosa, deviazione, miracolo, tocco per Coppari, ci prova da fuori Manieri. La rimessa per la kick-off, Manieri col tacco per De Sosa che pensa al tiro, lo effettua, Verdù gli dice di no, il pallone rimane in campo. Tosetto riesce a uscire l'Audace Verona, la corsa di Barban sulla sinistra, palla dentro, esce in presa bassa Pepe, occhio perché è scoperta l'Audace Verona. Bovo, Manieri, ancora Bovo, non pensa al tiro, va da De Sosa, cross sul secondo palo, dove arriva col mancino Jennifer Baldassarri. È 1-0 per la kick-off. La squadra di casa conquista un corner prezioso per tornare dentro l'area di rigore dell'Audace Verona. De Sosa pensa al tiro, botta forte sul primo palo di Verdù, tiro fuori di poco. Avanza Barban che serve sua sorella sulla destra, Natascia che trova la deviazione di De Sosa. Tosetto, poi Pepe, tocca ancora verso Borges, in profondità Bovo, tunnel di Bovo, poi destro alto. Santi, l'1-2 non si chiude perché c'è Coppari che legge le intenzioni prima, occhio a Bovo, l'1 contro 1, Bovo di punta, gran parata da parte di Verdù, calcio d'angolo per la kick-off. Spazio per calciare, preferisce servire una compagna, irrompe Baldassarri, Baldassarri finta, Baldassarri, esce Verdù. Manieri, Baldassarri col mancino, calcia alto. Audace Verona si è reso pericoloso solamente con Barban, ancora Barban, è 1-1 a 5 minuti e 11 secondi dalla fine, pareggia l'Audace Verona alla seconda occasione della partita con Natascia Barban. Baldassarri recupera e calcia, Verdù, gran parata a 3 minuti e 28 dalla fine. Baldassarri anticipata da Barban che prova a mettersi in proprio, riesce a servire dentro. Barban serve la sorella, l'1-2 si chiude, Barban calcia largo alla sinistra di Marianna Pepe, sta facendo fatica adesso la kick-off. Subito il recupero della kick-off, il primo tiro arrivato dal piede sinistro di Manieri. Baldassarri, recupero di Coppari, avanza la kick-off, Coppari, guarda la porta e calcia. Tutto regolare, riparte l'Audace Verona, Barban in diagonale, aveva coperto bene all'angolo a destra. Riparte la kick-off, buona la chiusura, il dribbling nello stretto da parte di Maretti, ne salta 2, salta ancora De Sosa, poi va a concludere, grande azione personale qui la giocatrice numero 21. Baldassarri perde palla, Barban. Arriva la battuta di Barban direttamente in porta, palla che non esce di molto alla sinistra di Pepe. Altro pallone in avanti, Coppari, palla per Borges, Verdù, poi Manieri, ancora Verdù, ancora Manieri sotto porta, arriva il gol della kick-off con Borges che porta in vantaggio la squadra di Russo, è 2-1 dopo 3 occasioni. Manieri, duettano le due giocatrici, De Sosa col destro, para Verdù. L'1 contro 1 di Maretti che se la sposta sul mancino, va alla conclusione sul primo palo di Marianna Pepe, tiro fuori.
Coppari tocca per Baldassarri, palo a dire di no, tocco corto rischiosissimo, Barban irrompe, Manieri recupera, vede Coppari, sguardo alla porta, Coppari, para Verdù, Manieri serve Borges per Coppari, dribbling di Coppari, il salvataggio in un primo momento di Barban e poi sotto porta arriva ancora Borges, doppietta. Rimessa laterale per l'Audace Verona, ora Barban ci prova, pallone controllato da Copetti che poi con la punta va in porta e va vicinissima al gol del 4-1 che probabilmente avrebbe chiuso il discorso. Il tentativo di servire Persiano, rimessa laterale per la kick-off di Sousa col tacco. Maretti avanza, dribbling, Maretti col destro, para. Persiano, sombrero di Borges, qualità altissima della kick-off, azione stupenda, non finalizzata. Arriva la sirena, finisce 3-1 tra kick-off e Audace Verona, vince la squadra di Russo che conquista la quarta vittoria in campionato salendo così a quota 14 punti. Questa è la settima partita invece in questa stagione persa dall'Audace Verona che rimane ultima a un punto e senza vittoria ancora in questa stagione.